Diciamo che il primo carro è ormai tradizione a Ceggia che sia il carro costruito dai genitori della scuola materna Caritas Christi, quindi è una tradizione. Negli anni sono cresciuti anche loro, nonostante non siano in concorso, hanno sempre messo moltissimo impegno nel preparare questo carro. Molto bene, e per ricordare a tutti che i nostri ragazzi, le persone che lavorano per costruire i carri sono degli artisti, ma sono anche eclettici. I nostri amici di Valtosana ci propongono anche una simpatica filastrocca. È arrivato qui a Ceggia, se fracasso c'è sia mai. Questo è il mondo tutto basso, carnevale di ragazzi alla festa, gioia e allegria per la festa. Che vogliono trasmettere. E sopra, Giorgio, cosa c'è sopra? È una bomba? Sì, perché i nostri amici ci ricordano una cosa, che il carnevale è festa e allegria e quindi vogliono scansare una bellissima bomba comica e quindi divertiamoci, lanciamo coriandoli, divertiamoci, colori, guardate quanti arlecchini che danzano. Osserviamo anche i movimenti di questo carro, c'è una giostra che è la classica e antica giostra dei cavalli. Tutti ricordiamoci qua. Tutti bellissimi, si introducono a quello che quest'anno diventerà per tutti qualcosa di normale, extra digitale. Ma c'è qualcosa che tutti abbiamo già riconosciuto nel carro degli amici del carnevale ed è quella faccia che troneggia sopra il carro, è quella dello scomparso Mike Bongiorno, creati dalla BBC e che hanno avuto un successo enorme. Ma quello che anticipa il carro è la ruota. Questo è un tema più che mai di attualità. Visto un attimino in chiave moderna, in chiave positiva però, ecco che si rappresenta il passaggio dall'era più analogica, come dicevo all'era della televisione digitale. Questo presenterà tantissimi vantaggi per noi, però il nostro quizzino, che è il personaggio Ma Anna Maria, tu sei la mia favorita. L'hanno voluta mettere i nostri amici del carnevale, un cartello che accompagna il carro, però lo lasciamo capire a voi perché mancano delle parole, bisogna girare la ruota per riuscire a trovarlo, però è più forte
evoca i colori e la luce di questi bellissimi carri. Molto, molto, molto bene. Sono ancora le mappe disegnate. Sono carte, le carte del gioco. Infatti abbiamo un full tassi, poi abbiamo un full di 2, un full di 3, 4, 5, 6, 7, 8, quanti siete? Mamma mia, quanti figurati questo punto. Sembra di vedere, dopo un gruppo di figurati, sembra di vedere una macchina che accompagna quindi mi pare che potrebbero fare anche una lotteria, perché hanno, mi sembra che stiano estraendo, non lo so, potrebbe essere che qualcuno possa vincere qualcosa, non lo so, ce lo diranno i nostri amici. Cronico, per favore, veniamo amatoriali, le tablets. Sulle note di una canzone storica, l'album più venduto della storia, della musica, Thriller di Michael Kiwanuka. Alle 20:30 vi ricordo lo spettacolo pirotecnico che chiuderà. Anticipiamo un attimo visto il freddo, quindi appena la sfilata è terminata. L'associazione Ludoteca con cartoni senza età. Vietare questa bellissima serata che si concluderà, vi ricordo, con i fuochi d'artificio.